Sono stati identificati 3 rapinatori che il 27 ottobre 2023 a Sacile hanno aggredito e picchiato una badante ucraina di 52 anni per portarle via la borsa. A finire nei guai un 35enne di Gaiarina agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla guida dell'auto, un 53enne di Fara di Soligo con precedenti di polizia per reati simili, considerato l'autore materiale della tentata rapina e delle lesioni, arrestato e portato nel carcere di Treviso, ed infine un 50enne di Vittorio Veneto che sedeva sui sedili posteriori della vettura, deferito in stato di libertà. I carabinieri dell'aliquota operativa di Sacile sono arrivati a loro grazie alle testimonianze di persone che hanno assistito all'episodio e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso l'auto, una Seat Ibiza blu, con la quale la banda ha raggiunto Sacile. I malviventi a bordo della macchina quel giorno hanno girato a lungo alla ricerca delle vittime. La prima donna ad essere addocchiata è stata una giovane in sella alla bici che, per sua fortuna, ha svoltato in viale Lacchin nelle vicinanze del comando dei carabinieri. La banda ha quindi desistito ed ha proseguito. Arrivata nei pressi del sottopasso ferroviario, ha notato la badante 52enne che camminava tenendo la bici a mano. Uno dei malviventi è sceso dalla macchina con un cappellino in testa per non essere identificato e ha colto di sorpresa la donna. Dopo averla colpita 2 volte al volto facendole cadere gli occhiali, ha tentato di portarle via la borsa, ma lei ha resistito. Il rapinatore è quindi risalito in auto fuggendo. Tutti e 3 ora sono indagati per concorso in tentata rapina e concorso in lesioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto con travisamento.